Paura per un nuovo focolaio di Covid che questa volta potrebbe avere come epicentro Borgo Veneto. Un imprenditore agricolo è in terapia intensiva, isolati i suoi familiari. 23 profughi e 4 operatori in quarantena all'ostello a colori di Giarre di Mira dopo il caso del mediatore culturale trovato positivo, ma i tamponi fatti finora sono tutti negativi. Un intero comune contro il paziente zero, l'imprenditore vicentino potrebbe aver ricevuto anche delle minacce. Basta, dice il sindaco di Sossano, sono eccessi fuori luogo. Maxi sequestro della finanza per una truffa nel mercato delle auto di lusso, usate un albergo e 2 autosaloni utilizzati come base per le frodi. Quale scuola a settembre? Il Veneto è la prima regione in Italia ad aver prodotto un manuale operativo di regole e suggerimenti per riaprire in sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato oggi il Italia Veloce, il piano che prevede la realizzazione di 130 opere per il rilancio economico del Paese. Tra queste le prioritarie sono Pedemontana Veneta e Mose. 5 anni dal tornado che ha messo in ginocchio la riviera del Brenta, il nostro viaggio a Dolo per vedere cos'è cambiato da allora e cosa ancora deve cambiare. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque ricorderete 2 nuovi contagi nella tabella di questa mattina e una vittima, i dati riportati in mattinata, invece l'aggiornamento di questo pomeriggio è 0 nuovi casi positivi e 0 vittime, c'è una persona in area critica, 10 in terapia intensiva, 8 di questi sempre negativizzati, 2 positivi. Questo in base appunto, ricordo ancora, 0 contagi nuovi e 0 vittime per il bollettino serale. E la paura però di un nuovo possibile focolaio di Covid questa volta investe Borgo Veneto, un imprenditore agricolo ricoverato in terapia intensiva e sono isolati i familiari. Febbre alta, poi la tosse e la spossatezza. Un imprenditore agricolo di 58 anni di Borgo Veneto nelle scorse ore è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova dopo essere risultato positivo al coronavirus. Paura per un possibile nuovo focolaio di Covid nella bassa padovana. L'uomo titolare di un'azienda agricola di Santa Margherita d'Adige vive con l'anziana madre, la badante moldava della donna e i suoi 2 figli che si trovano ora in isolamento domiciliare. Il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Ogane ha fatto scattare una nuova indagine per rintracciare i contatti avuti dall'agricoltore nelle ultime settimane. La situazione è monitorata anche dal sindaco di Borgo Veneto. Infatti l'USL è intervenuta subito e i familiari ieri primo pomeriggio hanno fatto il primo tampone e oggi, nella giornata di oggi, dovrebbero provvedere al tampone alle persone che erano venute a contatto con questo signore. Non abbiamo ancora riscontro degli esiti. Un mistero come l'uomo possa essere stato contagiato. Al di là del lavoro aveva pochissimi contatti e i familiari hanno riferito che quando usciva portava sempre la mascherina. L'agricoltore era una persona corretta, moderata, non aveva una vita sociale normale, non frequentava tantissimo i bar, i posti pubblici, questo a posteriori va bene, diciamo, per quello che è successo. Stiamo cercando di capire se potrebbe mai essere arrivato dal mondo del lavoro, dal mondo dell'agricoltura, magari qualche contatto con qualche azienda, qualche consegna fatta. Il sindaco sta seguendo anche la situazione dell'azienda, che nel frattempo viene esclusivamente gestita dai familiari in isolamento che non escono mai dalla proprietà. Stiamo dando una mano anche all'azienda perché comunque un'azienda agricola è nel fiore delle colture in atto, insomma. Quindi abbiamo interessato anche le associazioni di categoria Coldiretti nello specifico che si sono messi subito a disposizione attivando tutte quelle procedure che loro hanno affinché l'azienda possa continuare a lavorare in sicurezza. Insomma. Invece sono tutti in isolamento, in quarantena, i richiedenti asilo di una struttura di Mira dove è stata rilevata la positività di un mediatore culturale che è residente a Padova. In isolamento fiduciario anche 4 operatori. 23 richiedenti asilo ospitati all'ostello a colori di Giarre di Mira e 4 operatori impiegati nel centro sono in isolamento fiduciario dopo che è stata rilevata la positività al coronavirus di un mediatore culturale residente a Padova che lavora nella struttura. Ho telefonato questa mattina a chi gestisce la struttura, mi hanno detto che la situazione è tranquilla, non ci sono particolari criticità, insomma tutto va per il verso giusto. In attesa del secondo tampone prosegue la quarantena, a casa per gli operatori, nella struttura di Giarre per i richiedenti asilo.
A giugno la positività di un operatore e di un ospite avevano fatto scattare un procedimento analogo alla caserma Serena di Treviso, ma a Mira, dove peraltro la struttura è molto più piccola, l'isolamento non sta provocando le tensioni e le proteste che invece si erano verificate un mese fa. Il ritorno che ho io è di un clima tranquillo, collaborativo, quindi tutto sommato il clima giusto anche per mantenere un lungo periodo di isolamento. Noi continueremo a parlare con loro ogni giorno, se ci sono delle cose da fare le facciamo, come abbiamo fatto anche per tutti i cittadini che sono stati messi in quarantena in questo periodo, perché noi abbiamo avuto anche nei momenti importanti centinaia di persone in isolamento. A febbraio, prima ancora che l'emergenza coronavirus esplodesse in tutta la sua forza, proprio Mira aveva registrato il primo caso di positività della città metropolitana di Venezia. Siamo stati i primi ad avere un caso di coronavirus e anche avere purtroppo una vittima. Ormai la cittadinanza, come la gran parte degli italiani, ha imparato a conoscere le terminologie, le procedure e quindi chiedono ovviamente di prestare attenzione, però al di là di questo nulla di più. E ora torniamo nel Basso Vicentino a Sossano, dove risiede, lo sapete, l'imprenditore Fraron, tuttora in terapia intensiva, grave ma stabile. I suoi concittadini sono molto arrabbiati per quanto accaduto, ad ammetterlo lo stesso sindaco, si parla di minacce. Diciamo che in questi giorni ha montato parecchio il clamore popolare. Dal punto di vista lavorativo non lo so perché non conosco le attività, ma so che lavorano molto con l'estero e forse non saranno toccati da questa vicenda dal punto di vista appunto economico. E dal punto di vista personale ci sono stati appunto degli eccessi secondo me fuori luogo. Ecco. Spero che rientri il tutto e che la vicenda torni nei binari prescritti. Il sindaco non definisce con precisione i fatti, ma ammette che è decisamente montata la forte indignazione popolare verso Lino Fraron. Potrebbero essere arrivate anche minacce all'imprenditore, diventato il paziente zero veneto del focolaio del Basso Vicentino e sul cui comportamento la procura ha aperto un fascicolo. Il sindaco invita alla calma ed esprime un augurio. Un augurio di pronta guarigione al nostro concittadino attualmente ricoverato e un messaggio di solidarietà alla famiglia e ai collaboratori appunto delle ditte interessate, sperando che si risolva tutto quanto per il meglio. Il ruolo del sindaco, primo garante della salute pubblica della sua comunità, non è facile in situazioni come questa. Purtroppo noi sindaci abbiamo le mani legate, nel senso che la fortuna dei nostri paesi, e soprattutto quando l'amministratore è nato, cresciuto e vissuto nel paese che amministra, ha qualche carta in più che è la deterrenza, l'azione personale. Detto questo, gli strumenti normativi sono quelli che sono e quindi più di applicare la norma noi non possiamo. Resta il fatto che nel caso specifico dell'imprenditore Fraron il sindaco ha le idee chiare su quello che sarebbe stato necessario fare. Quando è stata conclamata la positività del soggetto e non doveva essere lasciato uscire. C'erano anche le condizioni per farlo sostare presso il suo domicilio, però a livello generale secondo me dovrebbe essere applicato appunto ricovero forzato. Sapete che poi un po' in tutta Italia la preoccupazione, in Veneto in particolar modo in questi giorni, è legata ai contagi di chi entra in Veneto o rientra nella nostra regione, e torna alla ribalta il tema del controllo ai confini. Vediamo cosa ne pensano. In 12 ore 12 contagi, tutti i cittadini stranieri provenienti dall'estero e in Italia per lavoro. La paura per i contagi di ritorno è in aumento. I nuovi focolai destano allarme, come quello nel Vicentino con il caso del manager rientrato da una trasferta in Serbia. Un'ottantina le persone venute in contatto con l'uomo e ora in isolamento. Secondo un calcolo approssimativo ma realistico, sono almeno un centinaio le persone positive di origine straniera arrivate dall'estero. Casi in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, ma anche Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Sicilia. Per molti cittadini i confini italiani, nonostante i contagi di ritorno, devono però rimanere aperti. I danni economici di un simile provvedimento potrebbero essere irreparabili. Basta controllare meglio con tamponi e quant'altro. Per i confini abbiamo bisogno tutti quanti del movimento internazionale, perché è impossibile essere al mondo. Anzi, bisogna agevolare, no?
Ma non c'è questo pericolo allora? Io penso di no. Io penso che la gente sia troppo impaurita. Confini nazionali aperti ma con controlli sempre più severi ed efficaci. Per molti cittadini l'ordinanza regionale va nella giusta direzione perché mette nero su bianco che chi proviene da paesi extra Unione Europea deve obbligatoriamente effettuare il tampone e la quarantena prima di poter circolare liberamente. Penso che sia utile fare la quarantena per quelli che rientrano dall'estero che hanno qualche sintomo o comunque dovrebbero sottoporsi subito a tampone per verificare che se hanno contratto o meno il virus. Stare appunto attenti, fare i controlli e in caso quarantena. Pochi trovano corretta l'ipotesi di chiudere i confini dell'Italia. Li chiuderei i confini, perché qualcuno deve imparare a vivere anche, perché questo non è il sistema per poter andare avanti. Ma non si creerebbe un danno economico anche al turismo, un danno irreparabile? Perché forse non c'è già il danno. E poi torniamo a Enego, il paese Covid-free per antonomasia. Vediamo qual è il segreto. Che sull'altopiano ci sia l'aria buona lo si sa da sempre. Ma c'è una zona dove il mix di condizioni climatiche, osservanza delle regole e fortuna ha mantenuto a zero il numero dei contagi da coronavirus. Enego può fregiarsi del titolo di comune Covid-free fin dall'inizio dell'emergenza e ora il ritorno del turismo sta premiando questa situazione molto particolare. Sicuramente si sono risvegliati un po' quelle necessità di trovare e di privilegiare la salute. E Enego è sinonimo della salute, basta che pensiamo, è una cosa che abbiamo un po' sviluppato anche questi giorni qua, pensiamo che già negli anni 20 era stata fatta una ricerca da parte del governo di allora per trovare delle situazioni idonee per creare dei preventori antitubercolari. Bene, Enego è stato individuato come zona veramente ottimale, tanto che esistono addirittura non uno ma 2 preventori antitubercolari, adesso Colonia Croce Rossa, e che ospitano più di 1000 persone. Ecco perché fin dall'antichità si ritiene che l'area di Enego sia migliore rispetto ad altre zone. La scelta è stata improntata sulla valutazione degli aspetti ambientali relativi soprattutto alla salubrità dell'aria, alla ventilazione moderata ma costante e al sole, alla piovosità, eccetera. Tutto un insieme di fattori che hanno determinato, insieme con l'altimetria a 750-800 metri, le caratteristiche per uno sviluppo sano dei bambini, dei ragazzi. Una stagione estiva partita con il piede giusto sul versante turistico sembra confermare la ricerca da parte dei veneti di una vacanza soprattutto sicura. Questo naturalmente è qualcosa che per noi è il biglietto da visita principale. Se a questo si aggiunge anche la grandissima fortuna che abbiamo avuto con la recente purtroppo coronavirus, perché noi non abbiamo avuto all'interno del nostro paese residenti che contagiati, questa è stata una fortuna che noi apprezziamo. I carabinieri di Castelmaggiore nel Bolognese hanno scoperto un laboratorio tessile cinese clandestino nel quale venivano prodotti camici medici per gli ospedali, in particolare quelli usati nelle sale operatorie. Denunciato un 49enne cinese, agli indumenti venivano apposte le etichette di una ditta del Trevigiano che risulterebbe anche tra i fornitori della sanità pubblica della Regione Veneto. Sono ancora in corso accertamenti sugli aspetti normativi sanitari che con l'interessamento del NAS e del nucleo di ispettorato del lavoro, oltre che sul rapporto appunto fra il titolare del laboratorio e la ditta veneta. E poi il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite ieri sera a Ring, replica sul tema della sovraesposizione, le tante conferenze stampa, mai avuto problemi di consenso, dice Sibillino, ma neanche tanto Zaia alle opposizioni. Sentiamo. Non l'ho fatto per la campagna elettorale perché vorrei ricordare a quei pochi che insinuano questo, che io non ho mai avuto problemi di consenso. Questo lo dico con un pizzico di realismo, per cui non è che sono entrato in conferenza stampa che ero odiato dai veneti e ne esco come un trionfatore. Avevo già un consenso tale per cui potevo anche parlare ai veneti.
Una 130 giorni di conferenze stampa quotidiane, utile visibilità per accrescere il consenso preelettorale, così dice chi lo accusa di iperesposizione mediatica. Ma il governatore, più amato in classifica, sostiene: non ne avevo bisogno, e proprio sull'appuntamento elettorale e sulle alleanze politiche che si prospettano ha parlato ieri, mettendo ancora una volta al centro il tema dell'autonomia. Non è in programma la corsa solitaria, ma tornando sui dissapori con Fratelli d'Italia ha ribadito: senza patto nessuna alleanza. Perché si corra da soli bisogna veramente che venga giù il mondo, cioè che qualcuno venga a dirsi noi dell'autonomia non vogliamo più saperne. A questo punto, per un atto di coerenza, le strade si separano, ma penso che insomma non ci siano oggi, diciamo, motivazioni per pensare a questo. Infine il governatore ha aperto al MES, tanto avversato dalla linea nazionale del Carroccio, che porterebbe però 3 miliardi al Veneto. No, ma il governo deve decidere se vuole portare a casa sto MES o non vuole portarlo a casa. A me potete chiedere cosa penso. Io vi dico che bisogna vedere le condizioni. Adesso, in tutta sincerità, abbiamo letto tutti che non c'è nessun problema. Allora, se non c'è nessun problema, perché ancora all'interno della maggioranza stanno dibattendo e non hanno deciso? Cioè, si metta nei nostri panni. Se io chiedessi a lei mi dice: ma il MES praticamente non pesa nulla, non c'è nessun vincolo. Allora perché non se lo sono portati a casa? Ma non sono io a bloccare il MES, è il governo che al suo interno ha due forze politiche, dove c'è il PD che è a favore e i 5 Stelle che sono assolutamente contrari. Veniamo a Italia Veloce, approvato nella notte dal governo. 130 opere prioritarie strategiche nel nostro paese. Quali sono quelle che riguardano la nostra regione? Il Mose in particolar modo, la Pedemontana e molte altre. Vediamo. Ieri in Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia Veloce, che sono state individuate specificamente dal Ministero, dal MIT, Ministero per le Infrastrutture. A queste aggiungiamo anche le opere per Cortina, quelle di competenza di altri ministeri. Un lungo elenco di opere, da strade ad autostrade, da ferrovie ad aeroporti, individuate dal governo nel piano di investimenti per il rilancio dell'economia. Divisa in capitoli, la programmazione illustrata dal premier Giuseppe Conte vede inserita nero su bianco tra le opere prioritarie la nuova superstrada pedemontana veneta. Arriva dunque ufficialmente il via libera del governo ad una infrastruttura ritenuta strategica e determinante a nord-est. Accanto a questa è stato inserito anche il potenziamento dell'autostrada A4 con l'ampliamento alla terza corsia nelle tratte San Donà e Alvisopoli e tra Gonars e Villes. Nel capitolo nodi ferroviari per Venezia è inserito l'aggiornamento infrastrutturale e tecnologico, il ripristino della linea dei Bivi e il collegamento con l'aeroporto. La linea Brescia-Verona-Padova, il potenziamento Venezia-Trieste sono le opere prioritarie per le direttrici ferroviarie. In project review invece la tratta di adduzione Verona-Brennero. In progettazione di fattibilità anche la riqualifica della strada statale 309 Ravenna-Venezia. Sempre nel capitolo strade e autostrade, il Ministero tra i programmi prioritari ha inserito la terza corsia della A13 tra Monselice e Padova Sud. Infine, per quanto concerne gli aeroporti, tra i programmi prioritari il collegamento allo scalo di Venezia tramite metropolitana o rete ferroviaria e ancora l'espansione della capacità del terminal per gli hub intercontinentali, tra cui il Marco Polo. Ricorderete un anno fa, proprio in questi giorni, a Musile di Piave, quando hanno perso la vita 4 ragazzi poco più che ventenni. Il pirata della strada all'epoca fuggì. Ebbene, l'udienza per il rito abbreviato nelle scorse ore e 8 anni così decisi per questo pirata e la rabbia dei familiari dei ragazzi. Noi abbiamo scelto di costituire parte civile i 3 fratelli delle vittime proprio per testimoniare la responsabilità di questi ragazzi rispetto a questo evento. Questo evento ha toccato non solo le famiglie, ma sembra aver toccato molto la nostra comunità, forse per la giovane età delle vittime, forse per l'amicizia che le legava, certamente per questa dinamica e poi per la fuga che è stata contestata all'imputato. La richiesta di condanna arriva a poco meno di un anno dalla tragedia. Era la notte del 13 luglio quando l'auto guidata da Marius Aline Marinica, l'elettricista 28enne di nazionalità romena, sperona quella di 5 amici al rientro da un sorpasso. L'urto è talmente violento da far finire l'auto dei giovani fuori strada. Moriranno 4 di loro. Avevano poco più di 22 anni, si salverà soltanto una quinta. La procura di Venezia per Marius Aline Marinica ha chiesto 8 anni, 4 per omicidio stradale, saliti a 6 per omissione di soccorso. Quella notte lui non si fermò. Altri 6 per il numero delle vittime, pena poi ridotta ad 1/3 perché è stato chiesto il rito abbreviato. Più che la rabbia
quello che io vedo è una necessità di impegnarsi perché questa loro perdita non sia stata invano. La famiglia di Riccardo Logeni, seguita dall'avvocato Guido Simonetti, ha fortemente voluto la nascita di un'associazione per i familiari delle vittime della strada, il cui logo è stato disegnato dal fratello di Eleonora, una delle vittime. Nell'udienza di ieri è stata consegnata la relazione del perito, il cui obiettivo è stato chiarire il dubbio. Se la velocità dell'auto guidata dai ragazzi non avesse superato i 70 km/h, viaggiava a 77, forse tutti avrebbero potuto salvarsi. Il perito sostanzialmente ha concluso ritenendo che non si possa scientificamente, in un evento dinamico così complesso, ipotizzare di tener fermi tutti gli elementi modificando solo il numerino della velocità. Le parti civili discuteranno il prossimo 18 luglio, poi a prendere parola sarà la difesa dell'imputato, nella persona dell'avvocato Rodolfo Marigonda, che ha ritenuto opportuno non rilasciare dichiarazioni per rispetto delle vittime. Con mio padre sono più di 60 anni che diamo assistenza alle vittime di reato e non c'era mai capitato di ricevere dei messaggi da sconosciuti che ci hanno chiesto di impegnarci per far ottenere giustizia. Pochi istanti di pubblicità e poi altri aggiornamenti. In diretta ancora le notizie del Veneto, maxi sequestro da parte della Finanza per una truffa nel mercato delle vetture di lusso usate. Operazione della Guardia di Finanza di Este per frode nel settore del commercio di autovetture di lusso usate. Sequestro per beni di 2 milioni di euro per 2 imprenditori, contanti rintracciati anche con l'ausilio di Cash Dog, 14 conti correnti, 14 immobili, tra cui spiccano, nelle province di Padova e Vicenza, un albergo e 2 autosaloni utilizzati da base per le frodi e uno yacht di lusso ritrovato dalle Fiamme Gialle durante le perquisizioni. Le indagini, iniziate a luglio dello scorso anno, hanno permesso di smantellare un'organizzazione con base nel Vicentino che, pur esercitando l'attività di commercio di vetture usate, agiva come privati cittadini, dichiarando di aver assolto gli obblighi fiscali per l'importazione delle vetture all'estero in Europa dell'Est tramite società di comodo. Sono state immatricolate quindi 350 auto di grossa cilindrata evadendo l'IVA. Questa operazione permetteva di praticare prezzi concorrenziali, tanto da fatturare in soli 2 anni più di 13 milioni di euro. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti su 344 persone, ovvero gli acquirenti finali delle autovetture. Dicevamo, siamo i primi a dotarci di un manuale, le regole per la scuola, è presentato stamattina l'assessore Donazzan, vediamo. La data è verosimilmente quella del 14 di settembre, dico verosimilmente perché siamo ancora in attesa della data delle elezioni. È evidente che anche questo può essere utile ai fini della chiusura, riapertura, sanificazione. La data ufficiale di riapertura delle scuole ancora non c'è, ma il Veneto è pronto a riaprire gli istituti secondo le nuove modalità anticontagio. Lo fa offrendo un manuale operativo per la ripartenza, suggerimenti e soluzioni pratiche da utilizzare in massima libertà e autonomia per tornare sui banchi in sicurezza. Avremo bisogno di un aumento generalizzato, soprattutto di collaboratori scolastici, perché tutte le scuole hanno la necessità di intensificare le attività di pulizia dei locali e di anche vigilanza dei ragazzi per il rispetto delle norme, di sicurezza. Per gli spazi didattici, la distanza tra i banchi e tra le file dei banchi non dovrà essere inferiore ai 60 cm. Le aule avranno quindi una capienza limitata, che si prevede potrebbe causare qualche problema per le prime classi delle secondarie superiori delle città capoluogo, dove si contano anche 27 o 28 alunni e dove in casi estremi potrebbe tornare la didattica a distanza. Nel manuale operativo ci sono anche indicazioni temporali sulla durata delle lezioni che, a seconda di necessità ed esigenze organizzative, potrebbero anche essere di 40 minuti. Dimostriamo ancora una volta che in Veneto noi si collabora con l'ufficio scolastico regionale, ma per il bene dei nostri ragazzi. Io ho sempre detto che le scuole andavano riaperte, che bisognava anche pensare di riaprirle addirittura a giugno. Noi abbiamo mandato le scuole della formazione professionale dicendo si può fare e oggi lo facciamo dando una sorta di cassetta per gli attrezzi per tutte le scuole in modo che possano riaprire con serenità. Anche in Veneto però la scuola deve fare i conti con una forte presenza di precariato.
Quest'anno ho visto che l'ufficio scolastico ha conferito circa 14.000 supplenze, quindi è un numero al quale dobbiamo più o meno aggiungere il numero dei pensionati, che è oltre 3.000. Le nomine in ruolo non credo che saranno un numero soddisfacente, vediamo cosa la procedura di call veloce, cioè la possibilità di attingere alle graduatorie di altre regioni ci darà, ma comunque credo che il numero di precari sarà ancora alto. 5 anni fa ricorderete il tornado che ha colpito la Riviera, ne parliamo poi nel telegiornale di Venezia, ma solo per ricordarvi 92 feriti, 100 milioni di danni, 500 case lesionate, 90 delle quali da abbattere, lo vedrete nel telegiornale di Venezia. Scusate, ora previsioni meteo per le prossime ore, grazie per averci seguito, buona serata. Sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. La pressione torna ad aumentare, dunque sul nostro territorio sarà una giornata con il bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 8 luglio. Sul Veneto la previsione ci dice che sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutte le province della nostra regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, qualche addensamento pomeridiano sui monti, ma in genere non sono attese piogge. Temperature in ripresa, minime tra i 14 e i 19 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui condizioni di bel tempo con tanto sole dappertutto e cielo sereno, non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 18 gradi, valori massimi invece sui 26-28 gradi all'incirca. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche annuvolamento sui settori alpini di confine ma senza ulteriori conseguenze. Per il resto sarà soleggiato ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.